Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa. La bocciatura della Corte dei Conti, il no al visto di legittimità che arriva appunto dalla Corte, è la notizia principale che troviamo su tutti i quotidiani, ma ovviamente anche sui siti, perché nel frattempo le notizie si evolvono e c'è una riunione importante a Palazzo Chigi. Ne dà menzione l'ANSA, l'abbiamo sentito anche nei nostri telegiornali. Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi, perché chiaramente c'è la possibilità per il governo, nonostante l'intervento della Corte dei Conti, di proseguire la propria strada per la realizzazione del ponte. Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto che è prevista in queste ore, riunione d'urgenza che è stata convocata nella serata di ieri dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per affrontare la questione, come ha spiegato il Vice Premier e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in una intervista al Corriere della Sera. Questo è ciò che troviamo sull'ANSA, ma anche sul nostro sito Sicilia Web abbiamo la notizia riportata in apertura. È una notizia quella legata appunto al Ponte sullo Stretto. Anche in questo caso, dopo il no da parte della Corte dei Conti, c'è questa riunione d'urgenza del governo. Dopo lo stop per Salvini occorre affrontare la questione appunto subito, all'indomani del no della Corte dei Conti. Ma facciamo anche il punto su tutto quello che è successo nella giornata di ieri, perché ovviamente il tema del Ponte sullo Stretto, come è sempre stato, diventa anche un tema di divisione politica, per cui chiaramente c'è la maggioranza che la pensa in un modo e c'è l'opposizione che la pensa in un altro, e tutto ciò viene riferito anche dai giornali e ci sono anche delle posizioni divergenti pure sui quotidiani. Ma partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente la notizia è quella di ieri, del stop di ieri sera, dello stop al ponte con l'ira del governo. Si bloccano i 13,5 miliardi per i lavori sullo Stretto. Premier contro i giudici, la dura replica delle opposizioni. La Corte dei Conti boccia la delibera sull'opera. Salvini dice andiamo avanti. Se guardiamo sulle pagine interne, troviamo ad esempio di Repubblica, troviamo la Corte dei Conti che blocca il ponte, lo scontro tra il governo e l'opposizione, negato il visto di legittimità, la Premier, cioè Meloni, che parla di invasione delle toghe, Schlein dalla parte del PD che dice di Meloni vuole essere sopra le leggi. Ecco questa divisione. Va fatta una notazione in tal senso, perché tutto quello che è successo ieri arriva poche ore da ciò che succederà oggi, probabilmente il sì che arriverà alla riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Tanti quotidiani collegano le due notizie. Sulla Corriere della Sera ritroviamo la notizia proprio nelle prime pagine interne del quotidiano: carriere separate, sprint finale, oggi l'ultimo sì tra le polemiche, centrodestra ovviamente che spinge per il referendum, Forza Italia che parla di la possibilità, anzi di ciò che era successo in passato, scusate, si era stati i primi, secondo Forza Italia, a promuoverle, poi Nordio che dice da sinistra la solita litania. È uno dei temi, anzi il tema principale, appunto quello di Corte dei Conti e situazione legata alla riforma della giustizia in Italia. Ma poi c'è anche il fronte medio orientale, la situazione politica internazionale. A tal proposito, proprio nella notte c'è stato un incontro importante fra Stati Uniti e Cina, fra Trump e Xi Jinping, con alcuni accordi legati soprattutto ai dazi e alle terre rare. Ma per quanto riguarda invece il Medio Oriente, la situazione è di questa tregua appesa a un filo. E allora, sempre sul Corriere della Sera, si parla dei nuovi raid a Gaza con oltre 100 vittime, la tregua non è a rischio, dice Trump, scaramucce, però scaramucce che hanno portato a tantissime vittime e anche soprattutto fra i più piccoli, fra i minori, fra i bambini e i ragazzi, per cui tregua che effettivamente c'è, ma che resta
appesa a un filo. Dicevamo poi dei titoli delle prime pagine che si concentrano soprattutto sul ponte sullo Stretto. L'abbiamo visto sul Corriere della Sera, ma ce ne sono tanti di quotidiani che vanno a concentrare il proprio sguardo, poi lo vedremo ovviamente tutti i quotidiani regionali, ma su Repubblica ad esempio il ponte sullo Stretto bocciato, Meloni che parla di invasione dei giudici, la Repubblica che segue appunto il Corriere della Sera, ma anche il Sole 24 Ore decide di aprire con il ponte sullo Stretto, stop di Corte dei Conti, ennesima invasione dei giudici, dice il Presidente del Consiglio, niente visto sulla delibera con cui il governo ha approvato il progetto, l'esecutivo insorge contro la magistratura e studia le mosse per ripartire. Abbiamo detto di questa riunione importante a Palazzo Chigi proprio in questi minuti, in queste ore, per tentare di capire quella che sarà la strada da parte del governo nazionale per quanto riguarda questa infrastruttura. Ma vi ho detto che poi ci sono le visioni differenti che si rispecchiano anche sulle prime pagine che vediamo sui quotidiani. Ve ne faccio vedere due diametralmente opposte. Ad esempio sul Libero troviamo questo titolo, la notizia è la stessa, lo sappiamo, la bocciatura della Corte dei Conti sull'opera, sul ponte sullo Stretto, e allora Libero titola così: giustizia sotto un ponte e niente visto di legittimità per il via ai lavori sullo Stretto, la sinistra del no a tutto brinda, ma il governo tira dritto, probabilmente qualche notizia verrà fuori appunto da questo vertice a Palazzo Chigi, invasione intollerabile, dice Meloni, non ci fermeranno, infatti arriva appunto questa riunione a stretto giro di posta. Questo è Libero, ma se leggiamo invece la notizia, anche in questo caso il tema è identico, l'interpretazione è diversa. Visto negato al ponte sullo Stretto, e questo è il titolo di tutti fondamentalmente, ma poi bocciata dalla Corte dei Conti l'opera inutile di Salvini. Questo è il titolo della notizia legata appunto alla situazione del ponte sullo Stretto. Dicevamo poi che c'è la situazione in Medio Oriente ed è una situazione sempre difficile da affrontare, pesante, che ha portato ancora a dei morti nonostante la tregua. E allora Avvenire titola, quotidiano di ispirazione cattolica, apre con questo titolo: tregua di sangue. Il presidente Trump rassicura, il cessate il fuoco regge, il nodo delle zone cuscinetto nella striscia, a Gaza tacciono le armi dopo gli attacchi di ieri notte che hanno portato appunto a 104 vittime, fra cui 46 bambini. Il Papa preoccupato intanto per il ritorno dell'antisemitismo, la Chiesa non può tollerarlo, dice il pontefice, ed è questo chiaramente il tema che troviamo, ma ce n'è anche un altro che riguarda casa nostra, che riguarda l'Italia, e non è solo il ponte sullo Stretto, che magari prende terreno, prende piede sui giornali, ovviamente per l'importanza dell'infrastruttura, ma anche per la divisione che crea fra maggioranza e opposizione, ma c'è anche il nodo degli stipendi, un nodo che è cruciale per le famiglie e che viene affrontato da alcuni quotidiani addirittura come prima notizia. Ad esempio Il Messaggero apre proprio con gli stipendi e parla di segnali di ripresa, salari reali al meno 9% rispetto al 2021, ma da gennaio su del 2,6%. Dunque un potere di spesa che perde quasi il 10% rispetto a 4 anni fa, ma che guadagna rispetto al gennaio di quest'anno. Pesa ovviamente l'inflazione. Questo nodo degli stipendi è un nodo importante che viene trattato dal Messaggero e che viene trattato anche sui altri quotidiani, come ad esempio Il Giornale, che parla di un'economia che va.
la conferma dell'Istat, i salari che crescono più dell'inflazione, almeno a guardare ovviamente all'anno in corso, cioè al 2025, mentre il debito rispetto al passato è abbastanza evidente. Riforma della giustizia è l'altro tema, l'abbiamo lasciata alla fine, ma abbiamo visto i collegamenti che spesso ci sono rispetto alla decisione che è stata presa ad esempio dalla Corte dei Conti. Sempre di magistrati si tratta, e oggi è un giorno importante per la riforma della giustizia, perché potrebbe arrivare il sì definitivo verso la separazione delle carriere. Sul manifesto il titolo è questo, il viso certamente corrucciato di Giorgia Meloni, che dice che nel titolo del manifesto risulta così: capa d'accusa, carriere separate, scusate, tra giudici e PM, arriva oggi l'ultimo sì del Parlamento alla riforma costituzionale blindata, o il referendum che la destra immagina come un plebiscito con un obiettivo chiaro: portare la pubblica accusa nell'orbita del governo. Queste le accuse anche appunto del quotidiano, ma non tutti la vedono allo stesso modo. Abbiamo letto ad esempio il giornale poco fa, ritorniamo appunto alla prima pagina del giornale, perché il giornale, come vi abbiamo detto, lega proprio le notizie. Guardate, i giudici che hanno sabotato il ponte, secondo ovviamente il giornale, queste sono le notizie e le interpretazioni da parte dei quotidiani, ma poi si legge nel catenaccio: oggi arriva la riforma della giustizia che taglia il traguardo, per cui notizie collegate in tal senso addirittura nel titolo del giornale. A proposito di titoli, ve ne faccio vedere altri due. Quello del Tempo che apre proprio con la riforma della giustizia, ma che giudici siamo come il PD, le chat dell'Associazione Nazionale Magistrati, rivolta alla vigilia del voto in Senato sulla riforma della giustizia, lo sfogo di articolo 101 dopo l'Assemblea e il Comitato per il referendum. Ma le toghe rosse, così vengono chiamate dal Tempo, difendono il no, normale schierarsi con una parte politica. Anche in questo caso nel Tempo, che fra parentesi ha la sede del quotidiano proprio vicino a Palazzo Chigi, nella stessa piazza dove oggi si sta discutendo del ponte, lega le due notizie: strano, i giudici fermano il ponte, Meloni-Salvini, stop politico, la decisione della Corte dei Conti. Sul dubbio invece, e chiudiamo questa parte, per questa prima parte della nostra rassegna stampa, ecco invece il titolo sulla giustizia, sulla separazione delle carriere, è il giorno del sì. Oggi al Senato il voto definitivo sulla riforma voluta dal ministro Nordio, poi la battaglia passerà per i cittadini, perché si dovrà andare al referendum. Ci fermiamo per questa prima parte della nostra rassegna stampa e ci ritroviamo fra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani locali e poi una parte dedicata come sempre allo sport. A fra poco. Eccoci di nuovo in diretta, seconda parte della nostra rassegna stampa. Vi abbiamo già fatto vedere nella prima parte la pagina di apertura del nostro sito Sicilia Web, che si occupa della situazione legata alla Corte dei Conti, al no al ponte, ma anche a ciò che sta succedendo in questo momento a Palazzo Chigi con una riunione di urgenza convocata. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani cartacei, perché su Gazzetta del Sud ci sono 3 su 4 che aprono proprio con la notizia del giorno. Su Gazzetta del Sud così declinata, la Corte dei Conti che dice no, l'ira di Meloni, entro 30 giorni le motivazioni, il governo chiederà la registrazione con riserva della delibera CIPES. Vediamo se succederà proprio nella riunione di questa mattina, di queste ore a Palazzo Chigi. Dalla Gazzetta del Sud alla Sicilia, che gioca un po' con le parole in questo titolo. Il titolo è questo: resa dei conti, no al ponte, la Corte boccia la delibera del CIPES, Meloni parla di atto di invasione, scontro con Schlein, il governo ha un piano B. Ecco come
andrà avanti. Ma ci sono altre note importanti, ad esempio quella della ferrovia in Sicilia, inaugurati i primi 38 km del raddoppio Palermo-Catania con il punto sui lavori, o la polemica che è nata legata ai pomodorini di Pachino, focolaio di infezioni in Europa, salmonella, un attacco ingiusto ai ciliegini siciliani, questo sulla Sicilia. Proprio queste ultime due notizie andiamo ad indagarle anche con le pagine interne, ad esempio sulla situazione legata al ponte sullo Stretto. Si vede la foto di Salvini con il rendering del ponte che è alle sue spalle, la Corte dei Conti che affonda il ponte, ma il governo va avanti col piano B, scontro istituzionale, atto di invasione. Mentre per quanto riguarda invece il prodotto siciliano, uno dei prodotti siciliani più noti, cioè appunto il pomodoro ciliegino, questo è il pezzo che troviamo sempre sulla Sicilia con la salmonella. Nel mirino i pomodori siciliani, segnalati 437 casi in 17 paesi dell'Unione Europea, il consorzio di Pachino che difende inevitabilmente il prodotto. E poi ritorniamo alle prime pagine, perché sul Giornale di Sicilia, vi dicevo, c'è ancora la situazione legata al ponte, dunque un no che pesa sul ponte, sul giudizio della Corte dei Conti in cui monta la polemica, e con Salvini che dice non ci fermiamo. Anche in questo caso vedete la foto all'interno, che è la stessa che abbiamo trovato nella foto all'interno della Sicilia. In taglio centrale qualche altra notizia: i 5 arresti nel clan di Portanuova, ne abbiamo parlato anche di questo nei nostri telegiornali, gli indagati che si aggiungono ai coinvolti nel Maxi Blitz Grande Inverno, e poi la riapertura delle indagini sulla morte della hostess in Austria. Infine il calcio, con il Palermo che attraverso un momento negativo sabato col Pescara serve la vittoria a scacciacrisi, perché è arrivato un pesante KO contro il Monza che si è imposto, lo sappiamo, 3-0 al Barbera. Queste sono le prime pagine, abbiamo visto Sicilia, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, che aprono con la notizia della Corte dei Conti, della bocciatura del ponte sullo Stretto. Repubblica Palermo decide invece di aprire con il flop del PNRR in Sicilia, perché come sempre sembra che, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, sembra che la nostra regione non sappia sfruttare le possibilità economiche che arrivano anche dallo Stato, dall'Europa, eccetera. Il flop in questo caso con 2000 progetti in pericolo. All'Ars, la fiera del contributo, al sindaco amico, la piccola Maletto ha più fondi di Catania. Anche in questo caso la notizia del doppio binario con il treno che torna o che tornerà a unire l'isola, e poi la hostess morta a Vienna, riaperta l'inchiesta. Ma tornando alla situazione del PNRR, ritroviamo nelle pagine interne proprio di Repubblica Palermo quello di cui parlavamo, dal digitale alla siccità. Ferma la spesa del PNRR, ecco i progetti a rischio, 2000 interventi a rendicontazione zero a 10 mesi dalla scadenza. Su 16 miliardi, pensate, di investimenti, ne sono stati pagati appena 5. Questo è un dato che chiaramente fa discutere. Ci sono 23.496 progetti totali, con alcuni progetti a rischio nelle politiche per il lavoro, nella digitalizzazione, nel paesaggio, nella tutela del paesaggio rurale. Nel frattempo si assiste, denuncia la Repubblica, e appunto ne abbiamo dato anche notizia nei nostri TG, a una spartizione particolare dei fondi che arrivano ai comuni. E allora il titolo
che troviamo appunto su Repubblica Palermo è questo: comunico lo sponsor all'Ars, a Maletto più fondi di Catania. Tutto deriva da uno studio del deputato Varrica di Movimento 5 Stelle che fa la classifica dei territori che hanno ricevuto i finanziamenti, e ci sono territori che hanno avuto tanto rispetto ai propri abitanti, come appunto Maletto, e altri che invece hanno avuto molto di meno, in questo caso appunto notizie che sono collegate. Come a proposito di collegamenti si spera che anche Palermo e Catania e poi Messina possano essere collegate in modo molto più rapido e veloce. Da tempo si parla del treno ad alta velocità, della possibilità di collegare in poco tempo i due capoluoghi, ma ieri c'è stato un passo importante e l'abbiamo letto sui vari quotidiani, lo ritroviamo anche nelle pagine interne, ad esempio su Gazzetta del Sud, il doppio binario da Bicocca a Catena Nuova, un grande passo in avanti per i collegamenti su rotaia in Sicilia. È stata attivata ieri la nuova tratta per l'itinerario Palermo-Catania-Messina, uno dei 10 progetti strategici in corso di attuazione per quanto riguarda le ferrovie dello Stato. La stessa notizia troviamo ad esempio sulla Sicilia, anche perché il tratto è fra le province di Catania e quelle di Enna, Bicocca e Catena Nuova. Il 20% della linea a regime nel 2030 l'intero tragitto tra i due capoluoghi in 2 ore, ma per avere la vera alta velocità bisognerà inevitabilmente adeguare il parco mezzi. Ricordiamo che l'alta velocità è già attiva in varie funzioni dalla Calabria, per cui non stiamo parlando di una regione a noi distante, per cui è chiaro che questo dovrebbe essere un contributo importante per il collegamento all'interno della nostra regione, al di là appunto di quello che succederà per il ponte sullo Stretto. Diamo altre notizie, ad esempio sulla cronaca giudiziaria. Vi abbiamo detto della riapertura del caso di Aurora, stiamo parlando del caso che ha avuto la sua storia a Vienna, in Austria, i testimoni contro la polizia, la hostess morta, nuovi elementi al vaglio delle autorità, tante le incongruenze che sono emerse da una serie di indagini svolte autonomamente. Sulla stessa notizia troviamo risalto anche su Repubblica Palermo, la morte della hostess palermitana con la riapertura del fascicolo in Austria, appunto. Aurora Maniscalco cadde dal balcone della sua casa, una testimone, la ragazza litigava spesso col fidanzato. Annotazione a margine, ma non tanto: l'appartamento dove Aurora viveva non è stato riaffittato. La famiglia ha chiesto proprio al padrone di casa di lasciarlo vuoto sperando nella riapertura delle indagini, cosa che sta avvenendo. I familiari non vogliono che eventuali prove possano cancellarsi con l'arrivo dei nuovi affittuari. Purtroppo però per l'alloggio in questi mesi non è stato sequestrato e difficilmente eventuali prove o indizi potranno essere utilizzati in sede giudiziaria. Vi faccio vedere ancora, prima di passare allo sport, la prima pagina della Sicilia, il tomo di Catania, con questo titolo di apertura: gli spari in Viale Grimaldi, definitive le 11 condanne, la Cassazione mette il punto sul processo ai Cappelloti. Ci sono poi 2 notizie che vi vogliamo dare in tema di vita cittadina. In arrivo le strisce pedonali rialzate per la sicurezza dei pedoni, è una ipotesi che troviamo nel titolo sotto la testata. E poi c'è questa bella notizia che allarga il cuore in un periodo storico in cui è difficile trovare buoni gesti. Questa volta l'abbiamo trovato: cittadino modello fa ritrovare al proprietario l'auto rubata, ed è chiaramente una notizia che appunto diventa importante perché difficilmente ne abbiamo di questo tipo. Cambiamo decisamente argomento, chiudiamo la nostra rassegna stampa con lo sport, partendo dallo sport nazionale con
ciò che è successo nel campionato di Serie A, perché c'è il turno infrasettimanale, si è giocato martedì, si è giocato ieri e si giocherà anche nella serata di oggi. Il titolo di apertura è dedicato all'Inter, che ha vinto 3-0 contro la Fiorentina con i gol, la doppietta di Çalhanoğlu e il gol molto bello di Sucic, 3-0 e vetta a -3. In vetta c'è la Roma, che è riuscita a liquidare la pratica Parma e ha raggiunto il Napoli in testa alla classifica. Situazione Milan, che invece condivide il terzo posto con l'Inter, c'è legata al suo attaccante o uno dei suoi attaccanti, Jimenez, che rischia l'addio perché il giocatore fino ad ora non ha segnato neanche un gol in campionato. Da notare nel campionato di Serie A il quinto posto del Como dei Miracoli, che certamente ha investito molto, ha una proprietà che può investire, ma che comunque porta una provinciale ad altissimi livelli nel campionato di Serie A. Andiamo invece ai periodi contrapposti di Palermo e Catania, partendo dal Palermo, andando su Repubblica Palermo e il mal di gol, l'attacco non punge, calano i tiri in porta, netto passo indietro nelle conclusioni a rete rispetto all'avvio di stagione. Il potenziale offensivo della squadra di Inzaghi sembra essersi inceppato, ecco perché la partita con il Pescara diventa così importante. Pescara, che aveva sconfitto il Catania nel play-off dell'anno scorso della Serie C e che poi è salito in Serie B, un percorso che il Catania prova a fare magari arrivando primo e evitando tutto la roulette russa dei playoff, ma intanto ovviamente bisogna continuare così. Dopo i tanti risultati utili consecutivi, Toscano, in vista della partita che domani, lo ricordiamo, Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro a partire dalle 19:30 con la Casertana, dice: a Caserta ripartiamo da zero per duellare con una grande. Ricordiamo che la Casertana è a quota 17 in classifica contro i 24 del Catania. Con lo sport è tutto per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.